Siete partiti per andare sull'Etna? Basta, partiamo, io faccio un corpo di manovra perché la macchina era decalata, giro e cominciamo a salire. Signora Rosa, andare nel mese di dicembre sopra dell'Etna è una cosa pericolosa. Certo. È una cosa che ci vogliono la macchina giusta e un pilota che ruote giuste. Con le ruote giuste. Con le ruote giuste perché non ci arrivi. Io mano a mano che acchianavo la nebbia, cominciava a calare la nebbia. La nebbia, come dice Totò, non è che non si vede, che si vede. Certo, è chiaro. Con la nebbia non si vede più niente, ma la nebbia si vede. Come tutta no? bianca. Tutta bianca. Tutta bianca, certo. Mano a mano che salivo verso dell'Etna, il paesaggio diventava tutto bianco. Certo. Con la nebbia bianca, du bianco sotto il bianco, non si vedeva. Certo. Io mi concentravo, un cofano da mia macchina è bianco. Anche il cofano è bianco. Io per non cascare in dei burroni seguivo la striscia bianca. La neve è bianca, la nebbia è bianca, la striscia bianca, la macchina bianca, si affioccava bianca. Certo. Quale altro colore voleva, scusi? Quindi arrivato a un certo punto, per salvarmi la pelle, calai un finestrino. E fu un colpo, perché ce l'hai quasi automatico. Come quasi automatico? Il finestrino mio, dal mio lato, la manovella si ruppe. Io isucchi mano e ci mise mezzo chiacco. No, scusi, ormai non esistono più macchine con la manovella. Hanno tutte comunque un piccolo impianto con buttoni. Muncio, buttone automatico. La mia no. A mia io ce l'ho, un mezzo chiacco, zoom, e cascavo vetro. Scusi, vorrei chiedere a Diletta che cosa è il mezzo chiacco. Prego. Perché mi Anzi, partiamo dal chiacco intero e poi dopo arriviamo al mezzo chiacco. Datemi una mano. Più o meno dove si trova? Un chiacco serve... Marilisa lo sa, cos'è? Là? Microfono? Là? Ah, l'ho capito, la sicura. La molletta. La molletta per i vestiti. Per i vestiti. Esatto. Io ti volevo aiutare, ma non me lo davo come si diceva in italiano. Quindi... ecco, lei lo sa solo in siciliano. Allora, Diletta non lo sa completamente. Lei lo sa solo in siciliano. La molletta, quella per stendere i panni. Esatto. Anche crocco. Crocco, bravo, detto anche crocco. Bene. Vedete, l'angolo musicale sono antichi perché sono musicisti. Old style, vabbè. Allora, prego. Perciò ce lo vai e calavo vetro. Calavo vetro. E mi affacciai a testa perché siccome il vetro stava diventando tutto bianco, disse che a testa e ora ci vedo meglio. Certo. Nel frattempo però, facendo questo movimento, mi abbiamo lato da strada. Tutti gli alberi, i pini, tutti i rami andavano giù, cascava un sacco di neve di dentro. Ma se lei si affaccia mentre continuate a camminare, qualcosa deve accadere. Signora Rosa, io ora è un momento, vi prego di che io rischiai la vita. Vabbè, certo. Perché come tutti i rami mi sbatterono dalla faccia. Tutta la neve che mi cascavo. Mi cascavo tutta la neve in da pancia, di basso. Io mi perì. Perché cascando la neve qua e mi scivola di sotto. Quella per me è una parte sensibile. Ho capito. Non è come a lei che... Certo che io sono completamente ormai... Perciò un brivido di freddo, quel brivido... No, guardi io... Anche perché loro, che su queste sue cose ci marciano, quando mi incontrano per strada, me le rinfacciano. No, non lo dovete umiliare, esatto. Sapete queste cose, ma non lo umiliate per strada. No. D'accordo. Basta, sta macchina, le strade che vanno dell'Etna, che scendono e che salgono per l'Etna, hanno le cunette del lato, è vero, per quando si scioglie la neve e l'acqua scorre dentro sta cunetta era profonda più di 40 centimetri. A neve era già alta 40 centimetri sopra la strada. Sta macchina s'ammataffa. Questa macchina, scusi? E cosa ha fatto? S'ammataffò. Da montagnone. Devo dire che comunque questa sua scelta lessicale è molto colta, perché lei ha usato, dicendo s'ammataffò, ha usato un termine onomatopeico che Diletta conosce molto bene. Prego. Alla perfezione. Cioè? Ammataffò è quel termine che riguarda l'amatassare, che deriva dall'ammatasso. Dall'ammatasso. Giusto? Sì. Non lo so.
Ma che c'era sto a vivere? No, niente. Solo che essendo una ragazza moderna non conosce i vecchi termini siciliani. Invece lei ha usato un termine onomatopeico. Lei ha usato un termine onomatopeico. Onomatopeico. Io? Sì. Esatto. Muro? Lei ha usato proprio un termine, lo dico ai ragazzi della scuola Vittorini e a tutti quanti voi, onomatopeico. Che è una cosa positiva, no? Sì. Oh, hai visto? Invidioso crepa. Ma che c'entra? Lei ha usato un termine onomatopeico, sono quei termini che quasi pronunciandoli ti fanno sentire proprio il rumore di quello che lei sta raccontando. Quindi ammatuffare significa ammataffare, per la verità significa che la macchina piano esatto, andava a sprofondare nella neve. Questa montagnola di neve. Io, col burrone che c'era da sud, pensai, disse, ora che la macchina si è ammattata fuoco. Ora Alfio scende, siccome Alfio sta facendo di contrappeso, la macchina era messa un po' così, se Alfio scende, la macchina cappotta. E io, con la macchina, vabbè, ma ruzzolio da solo. Lei ha temuto il peggio. Ho temuto per la mia vita. Certo. In quel momento, quindi, mi precipito che apro lo sportello e scendo dalla macchina. Che non l'avessi mai certo. Come scendi dalla macchina, a me vi auto tanta. Io apro, scendo, stupido se ne cade. Chiaro. Arrestai il signor La Rosa, tu stupido e fossato. Stupidi ancora sopra la macchina. Io ho alloppato un dos terza così, a neve. Che? La neve? Tocca e non tocca. Però più tocca che non tocca. Sfiora, diciamo sfiora. Non si può stare. Non si può stare, certo, perché è fredda. È fredda la neve, è fredda. Troppo fredda. Fredda. A cominciare a sentire prima un formicolio. Poi come una specie di lapone che mi muzzicavano. Poi non dici più niente. Perché poi il freddo blocca. Esatto, il freddo blocca. Guarda che mi riduce come io. No! Io questo pensai in quel momento. Ha alloppato un dos terzo. Nel frattempo... Non ce la faccio. Come diceva uno, non me la fido più. Nel frattempo ci disse, Alfio, ti prego. Salvami la vita. Certo. Alfio era più un sportello e scendeva. Ora io disse se non fosse magari niente. Camminava sopra la neve come Gesù camminava sulle acque. Ma che vuol dire? Scusi, perché mi vuole dire che suo cugino Alfio non sprofondava? No, Alfio c'ha 47 di piedi. 47. Ce l'ha in lunghezza e in larghezza 47. Pare che aveva le racchette, mi sentivo. Quindi è come se camminava con le racchette da neve, ho capito. Giravo, mi pigliavo delle mascelle e mi nisavo dall'aria. Scusi, l'ha presa dalle ascelle. Su questo non ci piove, ecco, qui piove, ma là non piove. E io dopo. Perché? Le ascelle. Perché dicisi. Com'è? Com'è la rosa? Che è la rosa? Sarà la rosa. Ma qual è la rosa? E dicasi, ascella. Dicesi. Che cosa? Ascella? Dicasi ascella, nome comune di cose e di tutti. Ma quando si parla della mia, si dice mascella. Quindi, certo, quindi se parlassi, ma che applaudite, che poi lui ci... Che poi lui ci ritorna. Se si parlasse della sua ascella cosa sarebbe? Ascella. E della tua ascella? Cioè, della vostra ascella? Vascella. Vabbè, lasciamo stare. E vi dopo viene la vascella di ricotta. Certo. È chiaro. Ma io perché? Che minchia c'entra? No, niente. Lei se ne renda conto. Quindi, l'ha salvata? Alfio mi pigliavo e mi sollevavo. Io che avevo acceso la stufa nella macchina perché c'era freddo, perché io nella macchina finché si scherza, ma io c'avevo la stufa. Scusi, la stufa, cioè il riscaldamento ce lo hanno tutte le macchine. No, come quelle mie no. Perché, scusi, che cosa ha di particolare? Io c'ho la stufa catalitica messa di dietro. Quella di casa? La stufa catalitica messa a ditta e sedili di dietro, che da capo mettere a 1, 2 e 3. Cioè lei ha la stufa di casa e ce l'ha messa dentro la macchina. E come è alimentata? Con la bombola, ho capito. A bombola che sono io cretino che la metto dentro la macchina, è pericolosa, una perdita del gas, scoppio, sopra portabagagli. Va bene, ho capito. Sopra portabagagli.
a testa mia mi cammina, a cordina, non è che faccio portù sul tetto, no. perché poi se piove mi finisce peggio di qua, entra l'acqua. E allora come a cordina con la prolunga attaccata con scotch, cammina lungo la macchina e entra di sotto. Ah, ho capito, di sotto, va bene. L'unico inconveniente è quando pigli una pozzanghera con la scaffa piena di acqua, ti fai un bidet. Va bene. Che ti schizza d'acqua. Ho capito, scusi, però... Ma meglio di avere l'acqua che entra di sopra. Però mi faccia capire una cosa, lei ha questa stufa che è alimentata con la bombola, gas. Quindi lei c'ha il gas butano. Che è? Passavo l'orario della fascia protetta. Ma che c'è? No, noi non abbiamo né protetta né non protetta. Ho detto, scusi, ma perché? Ma perché? Il gas butano. Ma che dice? Lei ha la bombola alimentata a gas butano. E torna. Che? Ma è proprio idro. Che cosa? Butano? O è il figlio di Butano? No! Senta, e ci fermiamo di nuovo, poi proseguiamo. Lo sanno tutti, è una cosa chimica che il gas che alimenta le bombole delle nostre cucine o delle nostre stufe è, aiutatemi, gas... Tutto embriachi.